3 minuti. Un attimo. Una bomba, pensavamo che fosse il temporale, ma proprio una bomba, perché guarda cosa che si casca. Una tragedia sfiorata. Giancarlo Marchesan era appena andato a coricarsi quando ad un tratto ha sentito un boato. È andato subito in salone dove sul divano era seduta la moglie. Una parte del soffitto è crollato a terra. Se l'anziano non fosse andato a dormire, sarebbe stato sepolto dai calcinacci. Dov'era lei? Là, vedendo che c'è il pontello là, Sì? la mia poltroncina era di là, mi prendeva tutto quello. Illesa per miracolo la moglie, che si è vista davanti a una scena incredibile. A terra i calcinacci sono stati attimi di terrore per i coniugi che hanno allertato i carabinieri ed i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati alle 10:30 e fino quasi alle 3 del mattino. Dopo hanno puntellato e ha detto non dare dentro per nessun motivo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo, hanno puntellato il soffitto per mettere in sicurezza il salone, poi hanno effettuato accertamenti in tutte le altre stanze dell'appartamento. Il salone e una stanza da letto sono state dichiarate inagibili. Così. Allora mi ha detto, qua dentro niente, in camera neanche perché sta proprio per cadere. E mi fa l'entrata, il corridoio, il bagno, la camera tua e la cucina. Ho detto, manco mai che mi casa la camera e la cucina. Una notte di paura. Dico che non ho mai dormito da ieri perché pensavo di trovarmi col soffitto della camera giù.